di Luigi Paravano dell'azienda Paravano, un'azienda gestita da due fratelli giovanissimi, ma che non si occupano solo di vino, ma si occupano di agricoltura a 360 gradi. Il loro tipo di attività è proprio un'attività di economia circolare, perché quello che loro utilizzano e producono viene utilizzato sia all'interno del loro agriturismo sia per la produzione dei prodotti. Luigi, spiegaci un po' più approfonditamente qual è la tua attività. Allora, salve, mi chiamo Paravano Luigi, ho 25 anni e insieme a mia sorella gestiamo l'azienda Famiglia Paravano. La nostra azienda si trova a Primulacco ed è suddivisa in due parti. Una è la parte agrituristica, dove gestiamo e seguiamo l'agriturismo da Laura, che è un vecchio casale che abbiamo acquistato una quindicina di anni fa, che è stato poi ristrutturato in un agriturismo con cucina e alloggi. Mentre l'altra è la parte agricola, da dove è composta dai nostri terreni agricoli, dai nostri meletti, olivi, asparagi, verdure di stagione, animali e infine i vigneti, che è anche la parte principale della nostra azienda. Infatti da qualche anno seguiamo con molta passione la nostra nuova linea di vini DOC dei Colli Orientali. E riguardo alla nostra azienda è importante sapere che sebbene la parte agricola e la parte agrituristica non siano separate, il lavoro di una si lega perfettamente con la parte dell'altra. Infatti molti prodotti agricoli si possono ritrovare all'interno dell'agriturismo, come un esempio il succo di mela che è ottenuto dai nostri meletti, o gli asparagi che vengono usati per la preparazione dei nostri piatti, o il vino che viene servito al calice dove potete degustarlo. Infatti io penso che la nostra azienda sia una piccola filiera completa, se posso dire, perché tutti i prodotti che noi produciamo vengono utilizzati per cercare di massimizzarli affinché non vengano utilizzati o acquistati altri prodotti esterni. Grazie, io vedo che ci hai portato anche una cosa molto frizzante di tua produzione, abbiamo il bollicina Joe. Ci dai due indicazioni su questo tipo di vino? Certo, il nostro Joe è stato nominato così per il fatto di mio nipote che si chiama Giovanni in ricordo del nonno materno, ed è un blend di Malvasia istriana del nostro verduzzo friulano della collina di Savorniano, ed è da qualche anno che abbiamo proposto alla clientela questa nuova bollicina che ha un carattere abbastanza esuberante perché all'interno si trova la Malvasia, quindi la sua particolarità, il suo aroma e la sua acidità, diciamo, freschezza, che trova il connubio con un verduzzo che ha un po' di più struttura e quindi rende una bolla magari un po' più importante che può essere abbinata perfettamente con un pranzo, magari più che un aperitivo veloce. Ottimo, allora a noi non resta che assaggiare un buon calice di Joe e ringraziamo Luigi dell'azienda Famiglia Paravano. Grazie.